Ok, ciao ragazzi, siamo qui per fare un altro breve streaming dedicato questa volta ai cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che tutti stiamo osservando anche in questo maggio così insolito, in cui fondamentalmente non piove più come prima su lunghi periodi, ma si concentra tutto in pochi giorni e comunque in pochissimo tempo cade una quantità d'acqua pari a quella che prima veniva, come dire, deposta lungo grossi periodi. Questo non è successo per la prima volta nella storia dell'uomo, non è successo per la prima volta nella preistoria e nella storia della Terra. Quando ho studiato a Ferrara, ho studiato come quaternarista proprio questo tipo di eventi, quindi le cosiddette glaciazioni, termine che fondamentalmente non si usa più a livello, sapete, conoscerete tutti le varie glaciazioni, Don August, Mindel, Rees, Worm e i vari interglaciali. Fondamentalmente ora si usa il termine MIS, M-I-S, Marine Isotope Stages. Studiando a Ferrara, tra l'altro un pensiero va alle popolazioni dell'Emilia Romagna che hanno subito questi eventi tragici con queste quantità d'acqua scese dal cielo in pochissimo tempo e come dire, questo tipo di eventi sono già successi più volte nel corso della storia umana. Come vi dicevo, avendo studiato quaternario e avendo studiato geoarcheologia, ci era già capitato di parlare durante le lezioni dei grossi strati di sedimenti, in particolare per merito delle lezioni del professor Lugli, che avevano sommerso, pensate, addirittura alcune necropoli romane. Queste necropoli praticamente avevano il livello, lo strato, quindi dove le lapidi venivano mostrate diciamo poi i locali col passare del tempo, ovviamente non stiamo più parlando del periodo romano, avevano, ma un po' più tardi, un periodo un po' più tardo, avevano iniziato, come dire, a recuperare i materiali, perché comunque erano pietre lavorate, in marmo, in vari materiali pregiati e addirittura durante gli scavi avevano rilevato come le lapidi fossero state messe in terra o addirittura recuperate scavando e poi adagiate per essere caricate su un mezzo come poteva essere un carro ad esempio a buoi. In quel momento i lavoratori, tra virgolette, i tombaroli, erano stati interrotti dall'arrivo della piena che aveva sommerso questi monumenti ulteriormente. Ricordo proprio nelle diapositive questi strati di addirittura un metro di materiale sedimentario, quindi sabbia trasportata dai fiumi, che ricoprivano questi monumenti, di cui uno particolarmente alto e di cui addirittura era rimasta soltanto la parte finale su 2 metri di sviluppo aereo del monumento stesso. Quindi questo ci fa capire come in questi luoghi, specialmente nelle pianure alluvionali, perché il nome geologicamente è quello, cioè sono i luoghi dove avvengono le alluvioni per naturale spostamento del fiume, perché il fiume comunque trasporta il materiale sedimentario, quindi i materiali più grossi, diciamo, nel punto in cui sbocca dalle montagne, sulla pianura, poi si passa via via da ciottoli, granellini sempre più piccoli, ovviamente esistono dei termini scientifici, sono quelli relativi alle scale della granulometria, quindi ghiaie, sabbie, fanghi, limmi, ognuno ha i suoi termini e le sue granulometrie. Cosa succede? Nei luoghi in cui il fiume esce dagli argini, lì si può accumulare un grande quantitativo, ad esempio, di sabbie. Nei luoghi invece più lontani, come purtroppo hanno sperimentato le popolazioni dell'Emilia Romagna, può arrivare una grossa quantità di limi e di fanghi. Questi ovviamente
non sono legati al punto esatto in cui il fiume esce dai suoi margini, ma possono arrivare veramente molto lontano. Ovviamente il fiume cosa fa? Il fiume attualmente è bloccato lungo i suoi argini e continua a trasportare questi materiali. Quindi sono fiumi, tra virgolette, pensili, cioè rimangono più in alto del resto della pianura. Naturalmente con lo spostamento della tettonica, la subsidenza di una porzione di territorio rispetto all'altra, cosa fa? L'acqua va sempre nel punto più in basso. Quindi con questo gioco, diciamo, di cui si solleva una parte e si abbassa l'altra, il fiume tende naturalmente a uscire dagli argini e a seguire il punto di minor pendenza. Diciamo poi i fiumi hanno tutta una serie di dinamiche legate al fatto che comunque più vanno in una zona dove la corrente è, come dire, meno forte, più iniziano, diciamo, tendono a formare dei meandri, poi i meandri poi vengono, tra virgolette, isolati in base magari alla ripresa della corrente, si impaludano e allora il fiume, magari con l'apporto di più acqua, arriva e salta direttamente il meandro e quindi alla fine otterremo un ulteriore sviluppo del fiume diverso rispetto a come lo conoscevamo. Purtroppo i sindaci, gli amministratori non sempre hanno una formazione geologica. In Italia, nonostante abbiamo tantissimi geologi ben formati nelle università, il rischio idrogeologico sembra una cosa da poco, totalmente indifferenti spesso, cioè sì, le grandi discussioni si fanno quando ormai il disastro è avvenuto, ma qua il disastro va prevenuto, non bisogna aspettare che accada. La pulizia dei fiumi, tutta una serie di tematiche, anche solo dei tombini, va fatta in largo anticipo e, come dire, questi eventi poi succedono naturalmente per queste motivazioni di carattere puramente geologico e fisico. Poi ovviamente, come vi ho già fatto l'accenno, per quanto è avvenuto anche in periodo romano, il nostro pianeta, sia su tempi molto lunghi che su tempi più brevi, legati ad esempio ai cicli di Milankovic, subisce, in base a come il nostro pianeta è disposto nello spazio, quindi in base all'inclinazione, in base a tutta una serie di questioni astronomiche, hanno visto che questi cicli ha una ciclicità, quindi questi cosiddetti cicli di Milankovic, questo scienziato serbo dovrebbe essere, che li aveva studiati, avevano visto che si accordavano perfettamente con quelli che sono i più grandi e più noti cicli glaciali. Quindi i cicli glaciali ovviamente avvengono su lunghi periodi, loro avevano notato che vi erano poi dei periodi minori e questi periodi minori sono dovuti sempre a queste questioni, diciamo, astronomiche, come ad esempio si parla di di periodi di 100.000 anni, ma di sottoperiodi ad esempio di circa 20.000, e questi sono dovuti a tutta una serie di motivazioni che ora non affronteremo perché non è il momento. Ad esempio, pensate a momenti nella storia umana come le piccole ere glaciali cosiddette, in cui nei quadri e nei dipinti del 1600 si vedono le persone che attraversano il Tamigi, quindi il fiume di Londra, con i carri a buoi, perché era ghiacciato, si vedono le persone pattinare nella laguna di Venezia e tutta una serie di altre questioni inerenti, ad esempio pensate anche al vestiario, come cambi totalmente il vestiario dei legionari romani tra ad esempio il periodo repubblicano, il periodo imperiale e poi la fine dell'impero romano. Cioè iniziano le stesse invasioni barbariche, secondo alcuni scienziati sì, secondo altri no, sarebbero motivate da questo maggior rigore climatico che avrebbe investito l'Europa verso il finire dell'impero romano, quindi III-IV secolo d.C. Ovviamente questi cicli appunto climatici sono ripetitivi, vanno e vengono, e avvengono anche su periodi minori. Ad esempio, ricordo le lezioni
di sempre geoarcheologia fatta all'università, alla scuola di specializzazione di Lecce, dove ci era stato, come dire, esposto il caso di questo protocenobio realizzato in Calabria e di come proprio testualmente i preti avessero scritto nelle varie nelle fonti come non riuscissero più a tollerare il clima ormai diventato troppo rigido dopo la fondazione di questo protocenobio e che avessero deciso a un certo punto, poi era avvenuto un incendio, era morto questo personaggio, per cui si era deciso proprio di realizzare questo protocenobio a una certa altezza, a una certa quota e quindi quelle che prima erano condizioni ottimali perché vi era un optimum climatico, una temperatura quindi maggiore, che poi avrete sicuramente letto per far scaturire questi grandi cambiamenti basta pochissimo, bastano differenze di pochi gradi, come questi preti a un certo punto avessero deciso di abbandonare questo protocenobio e lo realizzarono molto più in basso dove è l'attuale paese. Quindi questo per raccontarvi cosa? Che sicuramente io non ho idea se affronteremo un periodo più freddo o un periodo più caldo, perché le fonti in realtà ci raccontano che noi abbiamo attraversato e stiamo attraversando quello che è un interglaciale, quindi un periodo di temperature massime, a cui in teoria dovrebbe seguire un periodo in cui le temperature dovrebbero ridursi, crollare e ovviamente in maniera abbastanza drammatica, perché quando si notano questi grafici si vede sempre come il riscaldamento sia graduale e poi il congelamento diventi quasi un picco e quindi non ho idea se riusciremo o meno a vedere questo tipo di eventi durante l'arco della nostra vita, però sicuramente il cambiamento climatico, che sia inteso in positivo o negativo, quindi come un miglioramento delle temperature, magari un aumento o invece una diminuzione, questo non ho idea se riusciremo a viverlo o meno. Sicuramente il clima diventerà una materia di discussione sempre più centrale nei dibattiti degli anni a venire e insomma il video è durato anche molto, ben 12 minuti, spero comunque che sia stato, poi questi piccoli spunti che siano stati di vostro interesse, di vostro gradimento e noi ci ritroviamo sempre su questo canale per discutere di tematiche legate alla storia ma anche alla scienza in generale. Un caro saluto, a presto, ciao!